Leonardi Alto, sono il segretario provinciale della funzione pubblica e CGIL, comparto igiene ambientale. In questo momento all'ufficio provinciale in via Coviello siamo qua riuniti e stiamo discutendo la questione che attiene ai lavoratori dell'Oikos di Scarica. Stiamo cercando di verbalizzare, mettere nero su bianco degli aspetti, delle linee d'azione che dovremmo mettere in campo in futuro per in qualche modo riuscire a salvaguardare i posti di lavoro di queste persone, di questi lavoratori che rischiano da qui a qualche settimana di essere licenziati. Quindi stiamo studiando insieme agli amministratori interessati e alle aziende e alle altre organizzazioni sindacali una via d'uscita a questo problema. Cercando ci sono diverse le ipotesi, o spalmarli in altri contesti o garantire che la discarica, qualora dovesse riaprire, li riassorba tutti salvaguardando il loro livello occupazionale. La discussione è in itinere, quindi ancora non siamo in grado su questo di poter dare delle notizie certe. Speriamo di riuscire da qui a breve ad raggiungere una linea che sia comune e condivisa da tutti.